Quello del trasporto pubblico a Venezia è un nervo scoperto. Il turismo, che ora sembra tornare alle soglie del pre-Covid, con intere famiglie di turisti convogliati nel centro storico, comincia a creare i disagi che i veneziani avevano quasi dimenticato. La situazione in alcuni momenti della giornata è diventata esplosiva. Le code agli imbarcaderi, insieme alle costanti lamentele dei residenti, ne sono la prova. Quanti turisti? Sì, tanti, troppi forse. Pieno per la città, sì. Per voi lavoratori si va male? Sì, sì, addirittura ci sono volte in cui non ci fa neanche salire perché ci sono troppe persone. Mancano i servizi, ci dovrebbero essere più vaporetti. Più corse andrebbe molto meglio perché adesso con i turisti è così. Troppo, non so perché appunto avevano parlato di mettere più corse ma non si vedono. Sono troppo pieni, questo è il punto, e non fanno neanche gli orari. Addirittura saltano anche dei vaporetti anche Bussalido. Perciò è tutto da rifare. C'è un po' da aspettare, però non sento tanto disagio, diciamo. Sono abituata un po' ad aspettare. I disagi ci sono. Ma non vedi, non vedi. Per fortuna che c'è l'entrata, le differenze. No, noi alla stazione neanche non montavamo. La gente che arrivava fino al ponte, dai, certo momento, dai, basta. Io perdo i vaporini perché sono stracarichi e ci lasciano a terra. Quando sono dentro, fortunatamente, trovo il posto da sedermi perché sono col bastone e allora magari qualche persona gentile si alza e mi lascia sedere. Ma è un disastro totale. La mattina ancora riescono a gestire la cosa, ci sono meno turisti, ma questo orario qua è impossibile prendere un battello. Se devi scendere una fermata dopo diventa veramente impossibile anche passare in mezzo.